www.velvetmusic.it. E voi potete dire, ma questa chi è? Perché? Che c'entra con la musica? No, c'entro anche io, e come no? Io sono una che con la musica c'è cresciuta, perché lo racconto nel libro, il mio libro, che è questo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, edito da Rizzoli. È un libro importante per me, perché a parte, vabbè, lo vedete dalla foto che c'è dietro, c'è tutta la mia famiglia, ma è un libro che racconta non la famiglia Fiorello, quella conosciuta, TV, cose. No, 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 non c'entra niente, dimenticatevi di quella famiglia e andate negli anni 70 e 80, quando quella famiglia viveva ad Augusta, aveva un papà nella Guardia di Finanza, una mamma casalinga, si cresceva con poco, però abbiamo passato momenti duri, 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 però quel poco ci bastava lo stesso, e quei sacrifici comunque ci tempravano. E sai perché c'entra velvetmusic.it? Perché in effetti voi che vi occupate di musica, che trattate di musica a 360 gradi, sappiate che la musica era la base della nostra vita, cioè non era la colonna sonora con tanti, dice qual era il disco più ascoltato, no, era la musica in generale, perché io diffido sempre da quelli che dicono che se ascolti, che ne so, un cantante magari nazional popolare non sei intelligente o non sei figo, no. E questo concetto è stato sdoganato nell'ultimo Sanremo, finalmente Fabio Fazio insieme a quel maestro di cui adesso non ricordo il nome, straniero, hanno detto proprio questo: la musica è bella tutta, perché dipende dallo stato d'animo, da come ti senti. E a casa mia si cantava di tutto. Mia mamma si accorgeva che mio padre stava arrivando già dalle canzoni che lui cantava per le scale, quindi appena lei sentiva la voce di mio papà, lei calava la pasta, si dice in siciliano. Che ne so, con i miei fratelli, Modugno si cantava a go-go, io poi ero pazza di piange il telefono perché lei non verrà. Quel disco comprato al Kingdom Records di Augusta si consumò proprio per quante volte l'abbiamo ascoltato. La musica era, mio padre cantava, che ti posso dire, i suoi amici dicevano: ah, vai a fare la serenata a Maria perché mi ha lasciato, vai a fare la serenata a Ciccina perché sogno innamorato, non so come glielo devo dire. Mio padre andava, partiva e cantava perché aveva una voce strepitosa. La musica è la base della vita di tutti, secondo me, non solo della famiglia Fiorello, non avevamo questa esclusiva. Per cui sono felice dell'intervista che mi è stata già fatta da Gianfranco Valenti, simpaticissimo peraltro, giorni fa, ed è stata inserita nel sito, e perché adesso con questa video intervista voglio dire che non c'è, credo, penso, immagino, nessuna vita su questa terra che come base della propria esistenza, cioè dove poggiare le proprie emozioni, non abbia avuto la musica. Non si può stare in silenzio, non c'è vita.